benvenuti, eccoci. JJ Swing Band che avete salutato e quindi continuiamo magari l'applauso per che si stanno sistemando e poi inizieremo naturalmente lo spettacolo. Allora, stavo per dire benvenuti alla stagione autunnale di San Pietro di Feletto, visto il tempo e visto la temperatura, però invece ce la siamo cavata, insomma ha piovuto abbastanza e troppo bene nel pomeriggio, quindi basta, cioè, le previsioni ci hanno assicurato che andiamo alla fine senza grossi problemi. Allora, andiamo velocemente a ricordare che questa serata è a favore di un'associazione che poi presenteremo. Io vorrei subito qui con me per velocizzare Sonia Brescaccin, perché la Regione è venuta a salutarci e quindi facciamo prima la Regione e poi il padrone di casa che ormai conosciamo. Sonia Brescaccin, buonasera, benvenuta e grazie per essere qui con noi. Buonasera. Siamo ormai abituati a tutto ciò che ci organizza con grande passione e con grande bellezza la Loco di San Pietro di Feletto, con a fianco l'amministrazione comunale e il sindaco che saluto. Questa sera è una serata di musica, ma come sempre quando veniamo qua sappiamo che non c'è soltanto la bellezza, la musica, la cultura, ma c'è anche un messaggio importante che viene sempre abbinato e che è quello che poi ci portiamo a casa, e ringraziamo di cuore per questo l'associazione e tutti i volontari che non creano soltanto momenti di accoglienza, di aggregazione, di buona cucina e gastronomia, ma anche momenti di sociale. Questa sera il tema non spetta a me, insomma, parlarne, ma visto che lo seguo in regione, penso che il tema delle malattie rare sia un tema assolutamente importante, che ci sono realtà significative del territorio, che come l'associazione che conosceremo oggi, Colvi Italia, che tra l'altro ha sede anche attività operativa da San Pietro di Feletto, quindi siamo proprio nel cuore, che affianca un lavoro che fa poi il sistema sanitario regionale pubblico attraverso una rete delle malattie rare che trova riferimento per noi soprattutto a Padova, nell'azienda ospedaliera di Padova e nell'azienda integrata ospedaliera di Verona. L'attività che fanno le associazioni, i pazienti, le famiglie sono importantissime perché completano quello che è un servizio pubblico che viene dato e aiutano non soltanto a fare la ricerca, che è importantissima su questo tema, ma anche a creare percorsi di cura il più umani possibili, l'umanizzazione dei percorsi di cura. Quindi ho piacere anch'io di conoscervi perché non vi conoscevo fino ad oggi e vi ringraziamo anche per quello che fate e vi ascolteremo con piacere, oltre che ascoltare la buona musica, per avere magari poi anche un rapporto di lavoro e di collaborazione assieme. Buona serata a tutti. Grazie a Sonia Brescaccin della Regione, consigliere della Regione del Veneto. E allora chiamo il padrone di casa, Cristiano Botteon, che è il sindaco, che è qui con noi proprio per il saluto di rito. Ci mettiamo, hai caduto a me? Grazie, bene. Ci mettiamo un po' alla luce perché non avevamo pensato di fare i saluti qui sotto, dovevamo farli di sopra, però poi insomma per tante cose meglio così, anche se non ci vedete noi perdono poco, quindi l'importante sono loro dietro e poi ci sarà Giulia che ci spiega un attimo la cosa. Allora, Cristiano Botteon, sindaco, ottobre, avevamo detto, no? Però bene, molto bene, 18 gradi, 19 gradi, si sta benissimo. Non è un ottobre sicuramente asciutto, questo è un dato di fatto. Buonasera a tutti, grazie a Mirko per la sua presenza. Ringrazio il pubblico perché la serata non è proprio così invitante, non è proprio un agosto di quelli da ricordare. Per me va ben così, piuttosto che i 30 gradi. Vi porto il saluto personale ovviamente di tutta l'amministrazione comunale di San Pietro di Feletto. Io mi sono dato un compito questa sera che è quello di dire tanti grazie. Grazie innanzitutto alla Loco che, come diceva il consigliere Sonia Brescaccin, è sempre attenta a tutto quello che è sociale all'interno sia del comune e non solo del comune di San Pietro di Feletto. Ringrazio veramente di cuore la band perché ha preso questa serata, questo impegno con veramente di cuore e di petto. Vi ringrazio perché siete delle persone che fanno della musica anche il vostro lavoro e vi ringrazio perché veramente ci avete messo tanto del vostro, non è facile e per questo vi dico veramente grazie. Giulia, io ti ringrazio perché
ci sei tra noi, sei una nostra concittadina, stai portando avanti un progetto importante per te e anche per tante altre persone. Noi per quel poco che possiamo fare volentieri ci siamo, speriamo di poter continuare a lavorare assieme da qua in avanti e credo che insomma questa serata, come diceva Mirko e come diceva Sonia, serva per conoscere, serva per capire che ci sono persone che soffrono, hanno patologie che ancora al giorno d'oggi sono rare, che hanno bisogno di incentivi, hanno bisogno di studio, hanno bisogno di sostentamento che può arrivare da tante parti. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio questa sera e credo che insomma, la serata con il pubblico presente ci darà sicuramente soddisfazione. Non mi dilungo altro, direi che io aspetto Giulia. Grazie Giulia. Rimani qui con me. Giulia Darè. Oh, Luce Sia, bravissimi. Vieni Giulia, qui così, eccoli qua in mezzo a noi. Giulia Darè, presidente dell'associazione Collagene di San Pietro di Feletto, tra l'altro, lotta contro le malattie deficit del collagene e appunto adesso ci spiegherai questa malattia. Noi, come avete potuto vedere, non abbiamo volutamente non è stata messa una cassettina con scritto offerta fate voi, però se arrivano le offerte alla fine, se rimarrete contenti, saranno contenti tutti quanti e quindi ben vengano, ben fate quello che potete dare e potete fare. Allora, Giulia, ci spieghi un attimo questa serata, diciamo così, che è una serata di festa ma è una serata anche di informazione. Sì, volentieri, e comunque siete stati bravissimi, avete già spiegato la maggior parte della questione. Comunque appunto io sono presidente di questa associazione di pazienti con malattia rara da deficit del collagene in sesto, che è V in numeri romani, e appunto una proteina la cui mancanza causa una debolezza muscolare molto invalidante. Giusto per farvi capire, siamo, secondo le stime, 500 persone in Italia e ci siamo resi conto che solo l'unione fa la forza, quindi ci adoperiamo per aiutarci l'un l'altro nella quotidianità, nell'affrontare questa patologia, e ovviamente il nostro proposito è anche sostenere i progetti di ricerca, perché solo la ricerca scientifica ci dà la speranza di avere dei risultati concreti. Quindi vi ringrazio per questa occasione. Siamo noi che ringraziamo te e tra l'altro sei il presidente nazionale di questi 500 malati, come dicevi. Sì, essendo una patologia rara è ovvio che i pazienti sono sparsi in tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, quindi sì, ci comunichiamo virtualmente e poi ci ritroviamo a Bologna o a Padova. Bene, allora nuovamente un applauso per Giulia. Sindaco, vuoi aggiungere qualcosa? Mi pare che è stato detto tutto, quindi accompagna Giulia e noi siamo pronti. Come diceva il Sindaco, ringraziamo la Proloco anche perché poi hanno preparato qualcosina, qui si mangia molto bene, lo dico per chi magari non è un abitué del luogo, insomma a San Pietro di Feletto a Rua si mangia benissimo, quindi poi hanno preparato qualcosina di particolare, quindi siete tutti invitati a rimanere con noi. Allora, JJ Swing Band, siamo pronti per ascoltarvi, è una band che come dicevano prima siete nati circa 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, componenti Veneto-Friuli, quindi quasi tutti nostri, complimenti, e sono 18 elementi, se ho conteggiato bene più o meno. Arriva tra poco il cantante che se vuol salire, ecco, si becca subito l'applauso, bene, buonasera anche a lei, benvenuto. E allora il repertorio
Feletto. Il repertorio è naturalmente, come c'è scritto, swing, ma anche con dei ottimi pezzi di rock and roll che abbiamo sentito anche nelle prove del pomeriggio. Quindi io vi auguro una buona serata, un buon divertimento da far divertire tutti i nostri amici, e quindi JJ Swing Band qui a San Pietro di Feletto, a Rua di Feletto. A voi! Buonasera Rua di San Pietro di Feletto, buonasera a tutti. Grazie agli amici che mi avevano promesso di essere venuti, che sarebbero venuti qui questa sera, e ne vedo tantissimi di quello che mi avevano promesso, quindi grazie a tutti quanti di averci raggiunto, anche se oggi il tempo non è stato molto clemente con noi. Abbiamo montato praticamente sotto la pioggia, grazie anche ai ragazzi che si sono sacrificati, però bando alle ciance, noi siamo qui per fare musica, quindi il primo brano che noi vi presentiamo questa sera è un brano di Luis Prima, è un brano del lontano 1936. Luis Prima è un grande musicista statunitense e di origini italiane come il cognome, credo che sia siciliano. Questo brano possiamo considerarlo un inno al canto, infatti il suo riff è molto semplice, Walter lo sta già intonando e quindi lo possiamo cantare tutti assieme. Signori e signori, JJ Swing Big Band con Sing, Sing, Sing.
abituiamo è un casino che battere le mani ogni volta. Il prossimo brano che andiamo ad eseguire è un brano che ha una paternità tutta italiana. È un grande musicista, compositore, autore napoletano, mister Renato Carosone. Il brano è del lontano 1956. Carosone in quegli anni voleva descrivere semplicemente come gli italiani volevano emulare gli americani vestendo con i jeans, bevendo Coca-Cola e ballando rock and roll. Quindi con un arrangiamento del nostro maestro Giacomo Berlese per la nostra sezione fiati, prego Claudio a ricordarci come fa il suo intro. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Now who's sugar, smoking camel, whiskey and soda. Now he never going back. He'll like that smoke and roll. He play a baseball, rock him on Rico roll. And the Coca-Cola door, and the best of peace and gold. Wanna be Continuiamo con un brano di Louis Jordan, un grande sassofonista statunitense. Il brano è stato anche questo scritto nel lontano 1946. Una curiosità, questo brano è stato una hit sui jukebox dell'epoca per tantissimi mesi, forse un po' per il suo testo un po' ironico che parla di un contadino che di notte si sveglia, sente dei rumori fuori, ma a parte lui e le sue galline non c'è nessun altro. Questo brano è veramente stato una hit pazzesca. Quindi, con un arrangiamento per la nostra sezione fiati del maestro Giacomo Berlese, Ain't Nobody Here But Us Chickens. One night Farmer Brown was a big man.
the bus thing. Tomorrow, it's a busy day. We got things to do. We not asked to there. We not round the tea and work strikes. A lot of set together, head to head. Ain't nobody here but chicken. Ain't nobody here at all. So quiet, stop the fuss. Ain't nobody here but us. Leave the boy they got to run away. Tutti pagati questi. Con il prossimo brano invece desideriamo fare un omaggio a un cantante contemporaneo, il grande Jack Sloan, che per noi comunque è un punto di riferimento per la nostra musica. Siete pronti a ballare? I Can Turn Back. See the next time paradise, to one shot in the night, to see a me in a distant shore, take to no one honest more, and wait for the light inside, I want to know what make your mind, the kiss not hard and feel, we not a boat always clear, we never know how much better day, the road travel has no way, as long as I'm a Christian small, only for me to open the door.
next time paradise. Long shop in the night. See me in a distant shore. Take to know what all is for. And I wait for the light side. I want to go and make you mine. I should kiss my heart I feel. Without a humble lonely street. We never know how much I feel. They're always travel as the way. It's gonna ask our questions more. All we know is open the door. Taking low our day right now. And let us step away somehow. To hold my lose and I take a chance. Every night and not alone. I can turn back in the town. I can turn back to old my heart. I can turn back my love is good. I can turn back till I got you. Ora vi proponiamo un altro artista contemporaneo, Mr. Kevin Mark, che con questo brano descrive un po' il tentativo di un uomo di convincere la sua donna a non lasciarlo, ma lei naturalmente non gli interessa, promettendogli poi tutto il suo amore. Quindi con una nostra rivisitazione, signori e signori, I Be Good to You. I have nobody love me like you do. Don't leave me, baby. Don't set me true. I promise, I swear, I'll be good to you. I'll buy you diamonds. I'll buy you pearls. I'll give you everything. My darling, my baby, just to be my girl.
good to you. I'll be good to you. I'll be good to you. Good to you. I'll be good to you. I'll be good to you. Good to you. Per il prossimo brano ho bisogno qui con me Sabrina. Assieme vi proponiamo un classico del 1935, interpretato un po' da tutti i grandi, da Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Non ne voglio citare troppi perché poi il paragone con noi è troppo distante. Naturalmente questo brano però è stato cantato nella storia dall'iconico ballo di Fred Astaire e Ginger Rogers, che naturalmente noi, siccome Marcon ci ha fatto il palco piccolo, non possiamo ballarlo, meglio così. Però con una nostra interpretazione vi proponiamo Chick to Chick. Heaven, I'm in heaven. In my heart is so that I'm in highest peace, and I seek to find the happiness I see. Where we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I never and the garden down around into the wind. Sentiment like a gobble, like a stream. While we're riding together, dancing cheek to cheek. Oh, alone to climb the mountain and the regions I can speak. Mountain don't treat me and then so much just dancing cheek to cheek. Oh, I'll go up fishing in a river of that green. While gone and drawing up was out to dancing cheek to cheek. Now dance with me, I want my arms about you, your charms about you. We'll get as
proponiamo un altro brano contemporaneo di Ray Collins Hot Club. Il brano si intitola Barefoot, che in inglese significa, tradotto, significa a piedi nudi, scalzi. Quindi adesso non è il caso stasera perché è freschetto, ma sarebbe da togliersi le scarpe e parlarlo scalzi. Comunque, il brano è ballabile, per chi ha piacere, per chi ha voglia, che ha voglia di scaldarsi, visto la serata fresca. Signore e signori, Barefoot. Ladies wear shoes from Paris, on a
Facciamo un blues. Questo è un musicista non più giovanissimo, Duke Robilan, che vi invita tutti quanti a saltare sulle note di Stamp the Blues. Ray Collins, l'abbiamo ascoltato prima sulle note di Barefoot, ci ha ispirato a rivisitare un suo inno alla vita. Quindi, senza indugiare oltre, chiedo al nostro sax baritono Luca Barban di ricordarci un po' come fa il suo ritmo.
most of my life. They keep the forward time tomorrow morning at 5. My life is a skyline for me. My life is a skyline for me. So only on what you come like. On my road, nowhere in the right time. I don't mind, I'm no straight walking down on a tree. Well, I'm in the morning with the tools on my feet. And I'm also no worry, but the work to be done. That ain't gonna do, cause I need having fun. See the sun in the morning, walking down and I can. And I can't stop the fly, cause the eyes don't win. My life is a skyline lonely. My life is a skyline for me. Yes, baby, I lie. My life, is a skyline for me. Sempre troppo poco. Prendiamo un po' di ritmo, lasciamo il ritmo lento con un brano di una band statunitense poco conosciuta, ma che nel 1997 scala le classifiche statunitensi velocissimamente con un brano che poi Paolo Belli e la sua big band lo ha rivisitato anche in italiano chiamandolo A me mi piace. A noi invece ci piace nella versione originale, quindi riarrangiata dal nostro maestro Giacomo Berlese per la nostra sezione fiati, vi proponiamo Zoot Suite Riot.
Suoniamo adesso un brano che è nato dal genio di Glenn Miller nel lontano 1940. Il titolo di questo brano è il numero di un hotel, l'Hotel Pennsylvania. All'epoca i numeri di telefono cominciavano con le iniziali, cioè PE 73, e poi il numero di telefono, quindi 65000. Quindi, tradotto per voi dal nostro maestro Giacomo Berlese, Pennsylvania 65000. Number disconnected, honey. Adesso rallentiamo un pochino anche per prendere fiato e lo prendo io soprattutto. Il prossimo brano è dell'immenso Frank Sinatra e quindi, siccome il paragone sarebbe troppo distante, ve lo faccio cantare dalle nostre Giulia e Luisa che vado a prendere per voi. Grazie per l'applauso. Questo duetto, tutto il femminile, Giulia Barbiero e Luisa Lo Santo, ci faranno ascoltare l'immenso Frank Sinatra con That's Life. That's what people say. You
April shut down in May, but I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. That's a lie, funny as it may seem. Some people get the keys, they've been on a dream, but I just can't let them get me down, no, 'cause this bigger world keeps spinning now. I've been a puppet, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out, all the drama I've seen. Each time I find myself out of my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Oh, I can't deny it. I thought of quitting, but my friend just won't buy it. And if I thought it wasn't worth a try, no, I just ran right upon the paper and then I fly. I've been a puppet, a pirate, a boy, a pawn and a queen. Up and down and over and out, all the drama we see. Each time I find myself lay on my face, we pick ourselves up and get back in the race. I can't deny it. I thought of quitting, but they just won't buy it. But I'm I just thank God for the Vi ridò anche il microfono, eccolo qua. Ora vi proponiamo un brano contemporaneo di Ray Collins and Dot Club. Il brano si intitola The Date, quindi l'appuntamento. Ma si spera sempre di averne uno, quindi. Ma in realtà questo lo dà alla sua amata e all'inferno, ma a quanto pare lei ha altre destinazioni. Nelle note di questo brano, nel suo movimento, soprattutto portandolo in swing, si sente il movimento di un brano che appartiene all'infanzia di un po' di tutti noi, indipendentemente dall'età. Perché all'interno, se sentirete, faremo una piccola citazione di un brano del lontano 1963. Quindi, parte tutte le ciaccole, andiamo subito con una nostra rivisitazione di The Date. I see and love your tricks, and I love your life. I've taken a lot of my
let me cry. Think about someone to have. You and you got a day. Darling, I love just a day. And you got a day by the sea. All right, Jack. I bet you play right for the start to take me out of track. This time is gonna be hard for me to never pay you back. And you got a day, darling, ever just a day. And you got a day by the sea. All right, man. Got a day, darling, have one, just one day. And you got a day, like you say. You got a day, darling, and long so hard as they. And you got a day, like you went to Paradise Day. Quanto tempo sta? L'abbiamo ascoltata prima nel duetto insieme a Luisa, ora ci delizierà, scusatemi ma comincio un po' con un famosissimo brano di Nina Simone. Permettetemi di andarvi a prendere Giulia. Accompagnata dalla nostra base ritmica e dal nostro Luca Barban al sax baritono, con una nostra rivisitazione di My Baby Don't Care, Giulia Barbiero, My Baby Don't Care. My baby don't care for show. My baby don't care for clothes. My baby don't care for me. My baby don't care for the cars and races. My baby don't care for heights and places. At least there is not a style. And even when I turn a smile,
baby don't care for show, and he don't even care for clothes. My baby just care for me. My baby don't care for the cars and races. My baby just care for heights and places. Listed is not a style, and even the Liberace smile is something he can see. My baby don't care who knows. My baby just cares. My baby just cares. Oh, my baby just cares for me. For me. For me. For me. Grazie. Applauso per Giulia. Ora facciamo uno switch, visto che ci siamo abituati a vedere loro davanti, piuttosto che me. Porto Giulia e prendo Sabrina. Sabrina che ha cantato insieme a me prima Chick to Chick, ora ci propone un soul tutto da ascoltare. Con Satisfy My Soul, Sabrina Bond. I'm so glad that I ain't no fool no more. I'm so glad that I ain't no fool no more. I found me somebody who can satisfy my soul. I know that you're a good man, you got a heart of gold. But I just want somebody who can satisfy my soul, satisfy my soul, satisfy my soul. We can get along if you satisfy my soul. My mom and me to marry a multi-millionaire, but I just want somebody who can handle will me care, satisfy my soul, satisfy my soul.
I still need some money and I need some money too. Gonna give myself a rich man to be happy. I'm so glad that I ain't your fool no more. I found me somebody who can satisfy my soul. Grazie mille, infinite, grazie. Bravo Claudio. No, niente. Per il prossimo brano ho bisogno qui davanti con me di Luisa.
Luisa canterà per noi e per voi un brano di Duke Ellington del 1943, rivisitato e adattato per la nostra sezione fiati dal maestro Giacomo Verlese, accompagnata al contrabbasso dall'immenso Ennio Favaretto. E pagati anche tu, questa qua. Okay. Luisa Lo Santo con Hit Me with a Hot Note. Hit me with a hot note and watch me bounce. Hit me with a hot note and watch me bounce. When trumpet teaser, give me your arms and freedom. Hit me with a hot note and watch me bounce. Hit me with a hot note and watch me bounce. Slow me down the rhythm from stem to stern. When saxes flare, how can I keep my hair? Hit me with the hot note and watch me bounce. Stop the trombones lighting while I got the steam. Keep that tempo right up. Now come right on the beat. Hit me with the hot note and watch me bounce. Slow me down the rhythm from stem to stern. When saxes flare, how can I keep my hair up? Hit me with the hot note and watch me bounce. Hit me with the hot note and watch me bounce. Stop the trombones lighting while I got the stare. Keep that tempo rising. Now come right on the beat. Hit me with the hot note and watch me bounce. Let me down the music in red of mine. Oh, let love be gonna let love be. Hit me with the hot note and watch Permettetemi di presentarvi alla chitarra Mr. Taylor Claudio Bonna. E al sax tenore il maestro Giacomo Verlese. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the path I'm treading. Pay for every dance, sell each romance. Oh, what they say. There will come a day, my kiss pass away. Say about me. When the end comes, I know that I'm just a gigolo. It goes without me.
con così tanti sax davanti, non potevamo non almeno provare a fare un brano tutto di sax di Ray Monzel, un grande performer americano, rivisitato recentemente dalla Brian Setzer Orchestra. Noi ci proviamo, ci siamo ispirati. That Mellow Saxophone. Grazie, troppo buoni. Non potevamo non avere al repertorio un brano dell'immenso Elvis Presley. Abbiamo pensato a un brano che è stato eseguito anche nel film dei Blues Brothers, e John Belushi nella sua prima strofa cambia il testo originale dove dice "The band was jumping",
sostituendolo con The Jumping John. Noi non abbiamo Jumping John, abbiamo Jumping Jan, e quindi, signore e signori, vi invitiamo a ballare con Jailhouse Rock. Così vi scaldate un pochino. Grazie. Quando battono le mani lo fanno per scaldarsi, è solo per quello che si fa. Rallentiamo un pochino, vi proponiamo un boogie, un altro brano di Louis Jordan che lo ha associato in questo caso al movimento del treno. Quindi se voi ascoltate bene e noi lo suoniamo bene, perché bisogna che lo suoniamo bene noi, sentirete che il treno sta arrivando. Ciu 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 boogie. Transportation, band, a bag and a hat, and over
in the rim on a click and a clack. In on the twist, sit the front of the stack. A pile of democratic fellow names and banks, so taking it back in the rack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, boo-boo. Oh, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track. Taylor. Jump a minute, man, a click and a clack, so put in the back in the rack. Jacket, choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo, woo-woo, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track. Thomas! Gonna back and I'm black. I need the only pepper from the front of the stack. I need the situation from the front to the back. They only jump a minute, man, a click and a clack, so put in the back in the rack. Jacket, choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo, woo-woo, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie, and take me right back to the track. Daniele! Scusate, abbiamo un piccolo problema tecnico, qualche secondo. Ciucciubughi, esatto. Animo qua, dai! Dai, su, bravi! Pronti? Sta spreading the news, leave it today. I will not be in Paris, in New York. These vagabond shoes, how long in the strand, right to the Feriare, in New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep, and find my king of the hill, and top to the hill. These little towns
It's up to you. New York, New York, New York, New York. Thank you. Siamo giunti alla fine. Noi proprio, nel senso che anche per la temperatura è un po' difficile, ma è stata una bellissima serata, noi ci siamo divertiti un sacco. Grazie. Noi vi proporremo per chiudere un ultimo brano per farvi un po' saltare anche a voi, perché secondo me avete freddo anche voi. Quindi velocemente Jump, Jay and Whale. Baby, baby, looks the hit gonna have. Baby, baby, looks the hit gonna have. You better come outside and teach me a job away. Oh, you gotta jump tight, and you ain't 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 gotta jump tight, and run away. Si parte sempre, noi prima di salutarvi sicuramente desideriamo accontentarvi con un ultimissimo brano, ma proprio ultimissimo, perché vedo che siete già pronti a scappare via dal freddo, però desideriamo lasciare la parola al nostro Marcon per un saluto finale. È acceso? Bravo. Vieni Arcangelo. Allora, abbiamo deciso di rimanere sotto, poi chiamiamo anche Giulia. Vieni con noi per finire la serata. Intanto non conoscevo,
ma devo farvi i complimenti ragazzi, perché siete stati e siete bravissimi. Complimenti a tutti, complimenti a tutti, vero? Vero che sono stati bravi? Poi per un amante di questo genere, per un amante poi, e mi scuso con questa parte, ma per un amante poi degli anni 60, 70, 80, quando musica soul, così, quando la sezione fiati era in voga, quindi complimenti ragazzi, complimenti alla sezione fiati, ma non me ne vogliono gli altri perché sono bravissimi ugualmente, quindi bravi, 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 bravi. Allora, bravo Ennio, bravi tutti quanti, basta, perfetto. Anche le ragazze, perché lei andava sempre a prenderle per i gradini, non per stringerle, no, sì, no, chiedevo, giustamente. Allora, vi presento, se non lo conoscete, ma chi lo conosce, Arcangelo Marcon, presidente della locale Pro Loco, chi non lo conosce. Come vedete, per noi anziani ci hanno fornito il giubbetto, perché ormai fa un pochino freschino lì, no? Allora c'è anche il sindaco giù che salutiamo e ringraziamo. Arcangelo, io ti ringrazio e ti ringraziano anche loro e tutti loro per questa serata. Per questo ottobre di Rua. Comunque ci sarà anche il prossimo anno, no? Il prossimo anno venderemo e noleggeremo anche i Blade e un buon vin brûlé per tutti quanti, se sarà così il tempo. Buonasera, grazie per essere intervenuti. Momenti di solidarietà a San Pietro di Feletto è un progetto appunto della Pro Loco e dell'amministrazione comunale di San Pietro di Feletto. Normalmente l'appuntamento, forse non so se è proprio dovuto, che è un seguito, però è un appuntamento normalmente che facciamo a novembre, quindi potrebbe essere che il tempo ci ha un attimino anticipato. E ha vinto Gianluca, perché io mercoledì l'ho chiamato, gli ho detto saltiamo tutto, gli ho detto no che ce la facciamo, ha vinto lui. Inoltre ringrazio Moreno Baldassar che ci ha messo in contatto. Devo essere sincero, oggi vi giuro, queste persone qua erano normali. Sono saliti sul palco, sono diventati dei mostri di bravura. Ma veramente è stato un piacere ascoltarvi, siete bravissimi. Ringrazio, a proposito del Moreno, ringrazio Baldassar Grigliati che ci ha appoggiato su questo progetto. Ringrazio Giulia perché lo scopo della serata sì era di ascoltare una buona musica, ma soprattutto divulgare un progetto che l'associazione con Giulia, presidente, ci ha dato la possibilità. Per noi Pro Loco è un'opportunità, è un onore partecipare a poter fare nel nostro piccolo quello che loro stanno facendo invece per la ricerca, passi veramente importanti. Quindi per noi contribuire nel nostro piccolo è un onore per la Pro Loco e per l'amministrazione. Ringrazio VENETOGLOBE che ci ha fatto serata, ci ha dato Mirko Villanova come sempre a disposizione e ti ringrazio. Un grazie a Baldassare Grigliati, un grazie alla band perché, ripeto, se serviva ripeterlo, siete bravissimi. Avete vinto una serie di stufette che vi verranno concesse adesso, insomma. No, ma basta, è aperta la mostra, no? Quindi basta un bicchiere di vino, e quindi sì, facciamo due, siamo... Allora Giulia, intanto ti facciamo salutare velocemente. Io faccio i complimenti alla band che sono stati bravissimi, mi sono piaciuti e ringrazio voi, soprattutto Arcangelo, per l'organizzazione e la simpatia e tutti voi che siete qui malgrado il freschetto, grazie mille. Grazie a te ancora. Allora, bene, ricordiamo, come vi dicevo prima, che questa volta abbiamo messo la cassettina. Se volete, non c'è impegno, se volete dare qualcosa noi bene accettiamo e naturalmente poi Giulia vi ringrazierà personalmente. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui con noi. E allora, JJ Swing Big Band, con che cosa ci fate scaldare? Noi chiudiamo con Rock This Town. Ah,
Ho visto degli scatenati lì che invitiamo. Qualcuno si era scatenato, quindi forza ragazzi, ultimo brano, so che suonerete per tutta la notte dopo, no? Benissimo, perfetto, grazie, ciao a tutti, buona serata.
Alla batteria di drummer, Mr. Walter Saivezzo.